Oggi si andrà a presentare il progetto del convitto appena restaurato, comunque messo a nuovo. In che cosa è consistito questo intervento e chi ha contribuito alla sua realizzazione? Allora, oggi per noi è un giorno di grande soddisfazione perché la scuola, proprio l'Istituto Cerletti, è stato stazione appaltante di un lavoro pubblico che ha interessato il convitto, già precedentemente ristrutturato dalla provincia nel 2016. Oggi invece vede il completamento del suo ultimo piano, nel quale abbiamo ricavato spazi vitali per i nostri convittori. Diciamo che era un sogno nel cassetto. Poi con il Covid è diventata una necessità per avere più spazi e quindi oggi è una realtà. Hanno contribuito naturalmente enti e istituzioni insieme a noi e vorrei ricordare in modo particolare la Fondazione degli Studi Enologici e Agrari per l'insegnamento enologico ed agrario che ha anticipato la somma importante che si aggira in totale sui 400.000 euro e ci ha permesso di poter procedere e poi restituire quanto ci è stato dato senza nessun tipo di onere e nel corso di 5 anni. Ci può già anticipare quali saranno i prossimi progetti che riguarderanno il complesso del Cerletti? Devo dire che questo lavoro di squadra con Fondazione Provincia e altre istituzioni è davvero importante. Sicuramente il prossimo sarà la riqualificazione totale della fattoria didattica, la casa ex custode che è giù vicino alla sede principale, la sede centrale, così all'interno troveremo spazi per aule e per la sala insegnanti. Con il CREA, centro di ricerca, ci sarà la ristrutturazione della ex stazione sperimentale e verranno dati a noi all'ITS ma anche all'università degli spazi utilizzabili sia per aule che per laboratori. Questo probabilmente ci consentirà di portare tutti in sede anche i ragazzi che oggi sono alla parrocchia di Pio X. Prima la preside Morgan ha fatto un riferimento alla necessità di una collaborazione tra enti e scuola per progetti come quello presentato oggi, ovvero del completamento del restauro del convitto. Lei come la vede questo fatto della collaborazione sul territorio? Io credo che sia fondamentale perché una collaborazione fra istituto come ad esempio la Banca Prealpi, che è una banca del territorio, con le scuole, credo che sia veramente non solo opportuno ma anche necessaria, perché credo che lo sviluppo di un territorio non sia soltanto quello economico, ma sia anche uno sviluppo di tipo culturale, di tipo sociale importante e un affiancamento ed un essere vicini alle scuole io credo sia importante per poter anche permettere alle stesse di affrontare diciamo così, percorsi educativi, percorsi didattici che magari non sono nelle normali corde, diciamo così, della scuola, ma che possono aumentare ed integrare ulteriormente quella che è la professionalità dei ragazzi. Io credo che in questo la cosa sia assolutamente positiva e quindi Banca Prealpi si mette a disposizione di questi percorsi. Quella di oggi è un'inaugurazione particolare per lei in quanto è un ex allievo dell'Istituto Cerletti. Sì, io sono giustamente un ex allievo e per me questa è una giornata anche di grande emozione perché mi porta alla mente quei 5 anni trascorsi qui al Cerletti e credo che però per me non è soltanto questo la cosa importante, è anche il fatto di aver acquisito in questa scuola quelle conoscenze che sono state fondamentali per la mia professione che poi ho esercitato, ma per anche tutte quelle diciamo così, capacità, quelle visioni, quel modo di analisi che una scuola di questo tipo ti può dare. Io credo che tutti quelli che hanno, frequentato questa scuola capiscono quello che io adesso sto dicendo ed è un qualcosa insomma, di cui noi tutti rimaniamo molto legati ed ancora oggi sinceramente la partecipazione a questa inaugurazione per me è stato un momento anche di commozione.